Adesso il Comune di Agrigento è in condizione di avviare la macchina organizzativa della Sagra del Mandorlo in Fiore, alla certezza della disponibilità finanziaria per programmare l'edizione numero 67. A 10 giorni dall'inizio della Kermesse del Folklore, il sindaco Marco Zambuto presenta il budget complessivo. Ammonta a 329.000 euro, 124.000 dei quali provenienti dalla Regione, 165.000 dall'Ente Parco Archeologico della Valle dei Templi, 40.000 l'incasso previsto dagli spettacoli del Festival internazionale. Le somme più rilevanti riguardano l'ospitalità dei gruppi folclorici, 80.000 euro, 40.000 per la pubblicità, 50.000 ripartiti tra noleggio autobus e audio-video, 25.000 per i rimborsi delle spese di viaggio dei gruppi internazionali, 18.000 euro per i carretti siciliani. Approvato questo bilancio, partono da oggi tutte le gare, ripeto, gare pubbliche per l'affidamento di tutti i servizi che si dovranno realizzare per riuscire a realizzare la sagra. Voglio anche sottolineare come la sagra la realizza direttamente il Comune. È chiaro che per contattare i gruppi del Festival internazionale del folklore, del Festival dei bambini, del corteo storico, ho dovuto chiedere la disponibilità agli operatori culturali, diciamo, del territorio. Alcuni di questi mi hanno dato la loro disponibilità. Per fare i nomi, Giovanni Di Maida e Luca Crescenzo, Mimmo Canino per il corteo storico, Di Maida per Crescenzo per il Festival dei bambini, Dario Danile per la vicenda relativa al Festival internazionale del folklore. Con queste persone quindi abbiamo avuto i contatti relativamente a questi momenti che faranno parte della Sagra del Mandorlo in Fiore. Dal bilancio che abbiamo presentato vedete come le voci maggiori sono relative all'accoglienza dei gruppi e in questo senso c'è il mio sentito ringraziamento a tutti gli albergatori della città di Agrigento per avere consentito, attraverso un'applicazione di una tariffa a pensione completa che è veramente, diciamo, stracciata, che però consente la riuscita dell'evento. Il programma della Sagra del Mandorlo in Fiore, con le iniziative collaterali, sarà presentato nei prossimi giorni. I momenti centrali saranno quelli di sempre: l'accensione del tripode, la fiaccolata dell'amicizia e lo spettacolo conclusivo davanti al Tempio della Concordia. Vedremo una sagra, quello che è l'obiettivo di vedere una sagra che finalmente sia sulla città, che giri tutti i quartieri, che giri le scuole, perché poi io penso che sia questo quello che i cittadini e gli agrigentini vogliono, quello con i carretti siciliani, con il Festival regionale del folklore, con il corteo storico, con i gruppi internazionali del Festival internazionale. Io penso che la sagra riesce nella misura in cui è vissuta veramente dalla città. Nonostante il ritardo organizzativo e promozionale, il sindaco Zambuto è fiducioso sulla riuscita dell'evento e per il futuro ritiene importante la nascita del distretto turistico Valle dei Templi. Il tema di avere la certezza dei fondi, la certezza finanziaria è un tema fondamentale che noi riteniamo di poter finalmente superare per i prossimi anni attraverso il distretto turistico, che rappresenta una novità nel settore e che sicuramente potrà riuscire a organizzare l'evento Sagra del Mandorlo in Fiore sicuramente con 12 mesi di anticipo.